Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale di Ildegarda Mandato Veneziano. Sto preparando la mascherina, non è un'operazione chirurgica, non siamo appena tornati dalle poste perché ieri vi abbiamo raccontato la nostra avventura in posta, ma questa stamattina la apostrofiamo e qui entra in scena la mia metà. Buongiorno a tutti. In realtà è un quarto, però vabbè. Vabbè. Ridimensioniamola, mettiamo la nostra pubblicità con il numero di telefono, perché sapete che se volete un consulto a pagamento sono sempre 20 euro come ieri. Una cosa importante però, perché ci siamo dimenticati di fare, metti un po' il Buddha in bella vista. Il Buddha. Salutiamole. Sì. Ci siamo dimenticati di una cosa importantissima. Mettiamo un po' più indietro. Ecco. No, più che altro per il sonoro, perché se no mi tocca gridare. Allora, ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima. E qual è la cosa importantissima? Che quando vi collegate a Face. Vero, questo sì che è importante. Spiegalo tu, che io intanto vado di là a mettere. Sì. Arrivo, allora, non muovetevi, arrivo subito. Quando facciamo le dirette usiamo un portale che si chiama StreamYard. Questo portale, quando trasmettiamo sul canale di YouTube, riesce a metterci commenti indistintamente di tutti quelli che sono iscritti a YouTube e al nostro canale, ovviamente. Buongiorno Francesca. Ma per Facebook bisogna dargli l'autorizzazione. E di cosa ci siamo accorti? Che i commenti che provengono da Facebook non compaiono nella nostra chat in diretta, e di questo ovviamente siamo immensamente dispiaciuti perché le persone che scrivono su Facebook le domande durante le dirette, dunque che magari pongono la domanda per avere una risposta con le sibille, con il pendolino, non riusciamo a vedere. Noi non le vediamo, a meno che non abbiano autorizzato StreamYard in precedenza. Esatto. Dunque, infatti Paola Cherilli, che si collega da Facebook, che si era a sua volta aveva autorizzato StreamYard, è l'unica di cui vediamo una delle poche, esatto. Gli altri purtroppo non riusciamo a. Allora, o autorizzate StreamYard a usare il vostro nome e dunque a quel punto riusciamo a vedere la domanda, oppure un'altra cosa molto semplice è che vi iscriviate sul nostro canale YouTube. Sui nostri canali YouTube, perché ne abbiamo due, cioè in teoria ne abbiamo tre, ma uno è ancora lì così in gestazione. Ha sforato, doveva nascere a settembre, siamo in ottobre, è un parto tardivo. Ma non abbiamo detto il secolo, quindi potrebbe essere ecco. Ciao Sara, grazie. Ecco, lei è una di quelle, vedete che esatto. Lei ha scritto da Facebook, è una di quelle persone che avendo autorizzato Facebook e StreamYard, sì, avendo autorizzato StreamYard su Facebook, vediamo i suoi commenti. Ma gli altri buongiorno Francesco. Ciao Francesco. Esatto, dunque facciamo qualche difficoltà, purtroppo ci dispiace, ci siamo accorti rivedendo su Facebook ciao Antonio. Una marea di commenti che non riusciamo non comparivano proprio su StreamYard, non li abbiamo proprio visti, dunque a me dispiace tantissimo, ma vedi, some destinations won't get comments, che alcune destinazioni, tra cui Facebook, non otterranno commenti, esatto. Perché bisogna autorizzare, poi dopo vedremo. Comunque l'ideale è che cercate Ildegarda e Marietto Veneziano su Facebook. Ad esempio la Patrizia Moni ha autorizzato, vediamo. L'ha autorizzato e dunque riusciamo a vederlo. Ciao Chiara. Bisognerà cliccare un link con scritto streamyard.com/Facebook, mi sembra che così vi autorizzi. Mi ricordo che era perché così. Prima usavamo solamente, ad esempio, solo Face con StreamYard, e quindi di conseguenza. Comunque oggi alle 16 ci sarà un appuntamento importantissimo che non vi potete perdere, le live splash del vostro Marietto Veneziano, e se fate i bravi e se fa la brava vi darò il permesso di venire a fare le sue sibille. Vabbè, porterò anche i buddini dietro. Bene. Oggi abbiamo detto la prima perla di saggezza è uscita, no?
perché ci dispiaceva renderci conto che molte persone sono state tagliate fuori dalla possibilità di avere una risposta. Esatto. Dunque, siccome è difficile da gestire da Facebook, vi invitiamo a iscrivervi sui nostri canali pregiati, così almeno siamo sicuri. Sì. Allora, intanto salutiamo anche Antonio, Chiara, Patrizia, Roberta. Bene, abbiamo qualche cosina per i nostri amici questa mattina? Certo, le previsioni anche di questo glorioso giorno di sabato, 3 ottobre. Andiamo a cercare le tavole giuste, corrispondenti. Ma hai avvisato che domani scioperiamo? Domenica sciopero. Domenica sa di Covid, domenica Covid. Per noi, per voi no. Perché... Usa mascherina per il Covid. Sì, Sara, ma veramente è da mesi che ne parliamo di questo canale in gestazione, ed è un canale dove uniamo direttamente le forze. Sì, ma useremo questo sistema, dici tu? Sì, questo sistema, magari apriremo anche lì, vediamo, perché l'idea sarebbe stata di avere 2 canali, però visto che è un po' troppo dispersivo, no? Già così siamo... A meno che non lo facciamo per un argomento specifico. Esatto. Valuteremo un po' se c'è... È nell'aere. Iniziamo con una bellissima perla che ci regalerà... Sono le previsioni del tempo. Giorno, del tempo astrale. Sì. Allora, cosa abbiamo detto? Siamo nel dominio di Scorpione, perché il mese di ottobre è retto dalla costellazione Scorpione, che appunto governerà dal 1 al 31 ottobre quotidianamente, ma Scorpione compare anche alla stella Capo. Cosa significa dunque? Che siamo nel suo dominio assoluto. Oggi è una giornata prettamente scorpionica. Aiuto. No, vabbè. Tocchiamo tutti i gioielli di famiglia che si può, No, vabbè, allora è chiaro che questo interessa tutto l'8° settore, vale a dire che oggi potrebbe essere un giorno legato soprattutto ai beni degli altri, dunque i soldi degli altri, le cose degli altri. C'è un'attenzione diversa, perché l'8° settore in astrologia è associato alle questioni economiche, però che ci provengono dagli altri. Dunque già questo è un primo indizio della giornata di oggi. Ma stai dicendo che uno che nasce sotto questo segno ha tendenze a... allora, poi parleremo. Non stavo dicendo rapini. Poi parleremo dei nati del giorno. Intanto fammi parlare. Cioè tu stai consigliando qualcuno che si deve assumere un castiere, è meglio che... No, lui è ottimo, no? Perché lo Scorpione dà anche una grande ambizione comunque di riuscita, appoggi dagli altri che ci provengono appunto nelle nostre... nei nostri progetti, nei nostri obiettivi. Dunque oggi è una giornata dove probabilmente sì, sentiremo parlare dei soldi degli altri, come pure è una giornata dove potremmo essere sostenuti dagli altri nelle nostre ambizioni, nei nostri progetti. Potrebbe essere anche il giorno in cui conosciamo qualcuno o ci viene data una qualche indicazione che potrà rivelarsi importante. È comunque un giorno che ci spinge a interiorizzare molto, perché comunque ci sono influssi di acqua che provengono dalla prima costellazione, la stella Capo. C'è disarmonia però con la seconda costellazione Leone, perché è di fuoco, dunque attenzione, perché alcune delle persone che potremo conoscere magari detengono un ruolo, un potere che può essere determinante per noi. Ricordiamoci dunque come ci rapportiamo con chi che sia. Magari faccio un esempio banale, però non è detto che tutti oggi abbiano in programma di incontrare qualcuno, scusate. La mascherina. Non è che
necessariamente oggi abbiamo tutti un appuntamento con qualcuno, chi che sia di potere perché magari dobbiamo avere un'autorizzazione a qualcosa. Magari incontriamo un tizio in infradito, non so se da voi è ancora il caso delle infradito, delle mezze maniche, che non diremmo mai occupare un ruolo di prestigio da qualche parte, invece poi scopriamo che è qualcuno che potrebbe darci una mano. Dunque attenzione a come ci relazioniamo con le persone che andiamo a incontrare, non scontriamoci perché potrebbero essere persone che alla lunga si potrebbero rivelare importanti o incontri incontri che potranno avere un peso in seguito. Esatto. Un altro avviso comunque è di riguardarsi dalle spese pazze oggi, perché abbiamo comunque questo Ariete bilancia in chiusura, dunque quali spese pazze? È chiaro che probabilmente qualcuno sta pensando nel lungo periodo, nel lungo corso, perché oggi è sabato, dunque c'è anche l'influsso di Saturno, magari sta progettando di acquistare qualcosa che potrà avere come dire, un uso prolungato nel tempo, però sempre attenzione, bisogna farlo con la massima ponderazione, perché bilancia in chiusura parla di qualche piccola fregatura, dunque o perché avremo le mani troppo bucate o perché sarebbe bene non fidarsi di un... non è mi sono stata alla corrente, non è un giorno buono per gli investimenti, perché abbiamo Leone in opposizione e Bilancia in chiusura, dunque potremmo non valutare bene l'entità o certe, come dire, mosse strategiche. Esatto, meglio andare con calma, magari rimandare l'acquisto a un altro giorno, seppure oggi gli impulsi in questa direzione potrebbero essere forti. Comunque una giornata molto costruttiva. Stai dicendo di stare attento a non incontrare dei venditori. Stategli alla larga. Dei porta a porta, perché se vi propongo magari un aspirapolvere vi trovate a firmare. Invece noi ne abbiamo uno lì che è 40 euro. Sì, è preistorico, lo usavano nelle caverne, che era Pitagora quello delle caverne, no? Sì. No, che era quello che faceva le ombre nelle caverne, ti ricordi? Aristotele, no, che era? Lasciamo perdere. Avanti, ci siamo infilati in un rovo. No, lasciamo stare. Allora, comunque non spendete, non fate niente oggi. No, anzi, però, ecco, non spendete, invece pensate a come farne, perché Toro, Vergine, Capricorno in questa sequenza sicuramente portano a crescimento. Dunque, oggi, se non siamo tentati dalle mani bucate, comunque potremmo pianificare qualcosa di importante, considerando che abbiamo anche la spinta di Saturno in giorno del sabato. Dunque... Quindi, scusa, dopo l'altro, se ti ascolta un ladro, no, non lo fate oggi. Chiudete bene le porte, anzi. Va bene, diciamo che è una giornata comunque positiva. Potrebbe anche essere che vi venga proposto di gestire magari qualcosa che appartiene a qualcun altro. Poi è chiaro che molti di noi... Platone, grazie Gianfranco. Grazie. Meno male, colmate voi le nostre lacune. Finalmente c'è qualcuno che ci dà una mano. Se potete darci una mano per farci fare un figurone, no? Platone. Grazie. Ecco, Platone usava il nostro aspirapolvere. Sì, perché più o meno deriva da quel periodo storico. Allora, bene, comunque una giornata tutto sommato positiva, magari in qualche momento potremmo sentirci un pochettino soli, ma insomma diciamo che roba. In realtà Scorpione è l'anima della festa insieme, cioè sta molto bene con gli altri, soprattutto nei contesti sociali. Poi magari a casa è un po' meno piacevole, però più tende a chiudersi, a incupirsi, però secondo me comunque è una giornata che può diventare molto concreta. Oggi, mi raccomando, le spese. Marietto. Allora, la prima cosa che devo fare, perché prima, dopo la live di ieri, lei mi ha tirato un po' le orecchie, perché
Dice, guarda che era Mosè che ha scritto il Pentateuco. E io dicevo Abramo, ma nella realtà avevamo ragione tutti e due, perché effettivamente è stato Mosè. Il problema è che quando uno studia la Cabala sa che Mosè aveva l'anima di Abramo. E quindi quando uno inizia, sa che Abramo ha messo qualche maschera col nome di Mosè, col nome di qualche altro rabbi, ma alla fine era sempre Abramo, no? Con qualche no? Come dire, ritocco, è sceso prima come Abramo, poi come Mosè e poi con i nomi di altri rabbi. No? Quindi è vero, è stato Mosè, ma l'anima di Mosè era quella di Abramo. Era per una piccola postilla. Bene, oggi di cosa parliamo? Parliamo magari dei rituali, dell'importanza di fare i rituali, di avere, come si suol dire, pazienza. L'abbiamo detto 1.000.000 di volte, ma sembra che non basti mai. Non sembra che non basti mai, perché l'importante è capire una cosa, no? Ci sono varie tipologie di persone, quelli che nascono con un karma, cioè praticamente come vi ho spiegato che ci sono alcune persone che magari nella vita prima sono morte di fame e qualcuno, al di là dei giochi della vita, ha deciso che questi dovranno diventare o avvocati, presidenti di multinazionali, di qua e di là. Ma come vi ho sempre spiegato il vostro Marietto, non c'è nulla di gratis in questa vita qua, proprio non c'è nulla, cioè tutto quello che voi ricevete in abbondanza e qua di là, alla fine c'è sempre qualcuno che vi bussa alla porta o dopo 10, 20, 30, 40, 50 anni e ti dice amico, non è gratis, no? E allora a quel punto lì dipende se uno ha seminato bene o ha seminato male, no? Allora, perché? Perché alcune volte si vede nella vita tre tipologie di persone, no? Quelle che anche se sono degli incapaci, qualsiasi cosa toccano diventa oro e raccolgono tantissimi invidie di altre persone, no? Dico, ma caspita, questo qui non sa quasi né leggere né scrivere e qualsiasi cosa che lui faccia, no? Fa business e gli funziona tutto in tempi di crisi, in tempi di guerra, lui riesce. Poi ci sono invece quegli altri invece che magari hanno la fortuna di avere tutto, no? Però sono tirchi, no? Cioè nel senso che continuano a accumulare, sempre perché pensano che domani sia peggiore, no? E che è nella via di mezzo, cioè nel senso che vorrebbe anche lui avere una piccola fetta di questa, come si suol dire, di questa fortuna economica, molte volte ha degli scontri, molte volte si avvicina, come si suol dire, all'esoterismo per avere un piccolo aiuto, o anche quelli che stanno benissimo, ve lo dice Marietto, che per proseguire, per perpetuare compra una vocale, esatto, le loro benedizioni fanno riti operativi, no? Quelli invece tirchi o del genere chiedono solo ai cartomanti o ai radiostesisti delle dritte per non farsi fregare i soldi. Allora lì viene il problema: quando uno fa il rituale, la prima cosa che devi capire è una cosa, che se sei nella via di mezzo sei anche tra i più fortunati, perché alla fine qualcuno non ti potrà dire ehi amico, non era gratis, perché tutto quello che tu hai fatto nella vita praticamente te lo sei guadagnato veramente con le tue forze. E poi bisogna vedere le tempistiche, giusto Topolotto? Già. Cioè voi dovete pensare che è vero che sui social ci sono le leggende metropolitane che voi basta che entrate in un gruppo, no? Vi mandano la luce colorata, gli angioletti, gli arcangeli, il theta healing di qua, recti di su, insomma tutte quelle cosettine lì, gli oggi che camminano sui chiodi. Poi in alcuni gruppi addirittura decidono che uno deve sposare l'altro, c'è chi si può comprare le scarpe, insomma ne abbiamo sentiti di tutti i colori, insomma c'è in giro un circo equestre, un Luna Park di fantasie terribili, no? Però al di là di questo, quando nella realtà si incominciano a fare dei rituali seri, no? Bisogna sempre tenere presente le tempistiche. Cioè, io ho visto appunto rituali che hanno iniziato a entrare in funzione dopo anche 30-40 anni, no? Che la gente ha lanciato e se li era anche dimenticati, no? E alla fine funzionano. Però non c'è il rischio, chiaramente, che alla fine della propria carriera, della vita, no, qualcuno bussa alla porta, no, e dice, amico, non è gratis, adesso si passa alla cassa. Esatto. E la cassa è, come minimo, il paradiso di Brissago. Quindi quando voi vedete che c'è gente che non vale una cicca, nel senso che
solo il Padre Eterno può immaginare come riesce a fare queste cose qui, oppure un altro che magari ha tantissima potenzialità finanziaria e non aiuta nessuno, continua a metterle in banca, anzi è come un Trax, no? E magari chiedono solo a un esoterista alcune dritte, no? Poi dovete pensare che questi qui un giorno avranno qualcosina da dichiarare. Ha una dogana che chiaramente non guarda. È spirituale. Chiaramente non guarda nessuno. Quindi, quando si fanno i rituali non bisogna credere che funzionano come dicono in alcuni social, che ti danno una pacca colorata di angelo colorato, che uno magari va all'ospedale, mandatemi luce colorata per mio figlio, per mia suocera. Per la suocera di solito non chiedono mai la luce colorata, però voglio dire per il figlio, quelle cosine lì dalle leggende metropolitane, o la parolina, capite? Ripeti 20 volte questa parolina, e certo, né Topolino né Flintstone no, possono funzionare, ma in realtà quando si fanno le cose serie, se voi pensate che la Chiesa di Stato continua ogni domenica a perpetuare come un martello pneumatico il suo culto, no, per cercare di stare in piedi, no, poi dovete pensare che quando voi fate dei rituali, no, questi funzioneranno ma avranno i suoi tempi. Esatto, certo. Non bisogna pressare. Poi una cosa importante, voglio dire anche un'altra cosa. Sì. La ritualistica viene eseguita in che modalità? Consideriamo questo. Quando un ritualista opera, tiene conto del momento astrale, vale a dire che opera in un dato giorno, con una data luna, con certi influssi. Sì. Perché ne tiene conto? Perché sa che questi daranno comunque un ulteriore imprinting, un'ulteriore spinta astrale al progetto che si va a costruire. Perché cosa si fa? Si manda una nuova immagine di quello che si vuole ottenere sul piano eterico astrale della persona che beneficerà del rituale, e con la reiterazione, con la ripetizione, questa nuova immagine si cristallizza e per ricaduta si manifesta poi sul piano materiale. Sì. È chiaro che un conto è farlo con tutte le forze astrali avverse, e non è impossibile, attenzione, perché ci sono ritualisti, vale a dire operatori maghi, che lo sono perché hanno fatto un percorso di correzione che li ha portati al di là delle forze astrali, e dunque, non essendo al di sotto ma al di sopra, possono manovrare queste forze in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza. Ma normalmente un conto è il mago che opera per se stesso e che ha già corretto la propria personalità, e un conto è un mago rettificato che opera su una persona non rettificata. Volevo dire questo io prima. Dunque, cosa significa in poche parole? Che se un mago perfetto opera su se stesso, perfetto intendo che ha superato i cancelli degli influssi astrali più materiali, cioè quelli che sono più collegati agli aspetti della vita, insomma i 7 dominatori planetari, le 7 forze astrali, dunque queste che ci condizionano in modo molto forte e molto vincolante, e che se tutti riuscissimo a lavorare sulla base di questi influssi, conoscendo appunto come operano su ciascuno di noi, allora potremmo andare al di là. Ecco, un operatore, un mago rettificato è andato al di là, però se lavora su se stesso al di là è chiaro che ottiene dei risultati diversi, ma se lavora, essendo lui al di là, su una persona che comunque è qua, cioè da questo lato della barricata magari astrale, anche in un ambiente dato in vari social a chiedere aiuto a destra e a sinistra, che è pieno di larve astrali che gli hanno promesso di camminare sull'acqua il giorno dopo. Allora capite che la cosa diventa che la persona che deve andare a beneficiare del lavoro che riceve deve considerare che quelle forze astrali comunque che lo condizionano e che probabilmente l'hanno portato a vivere, esperire una determinata situazione che tra l'altro si prefigge la persona stessa di superare grazie al rituale, non può affidarsi solo al rituale perché non è una personalità rettificata, dunque deve comunque andare incontro al rituale che ha ricevuto, in qualche modo
facendo anche solo un gesto, una cosa, una strategia, un'azione nuova che va a rompere uno schema. Certo. Dunque, così che si riceve il massimo beneficio, ma se pretendiamo che il rituale superi queste forze al posto nostro, allora sì, se saprete aspettare, perché cosa dovrà aspettare anche il rituale? Che le forze astrali volgano nella direzione voluta e prima o dopo nel loro moto lo faranno. Allora in quel momento la persona riceve dall'astrale, che è una dimensione senza tempo, l'influsso anche benefico del rituale. Sì. Capite che se non ci diamo una mossa, il rituale sì fa effetto, quando potrà fare effetto, perché non va sprecato nulla in astrale. Ma se noi collaboriamo insieme all'operatore, lui di là e noi di qua, allora avremo dei risultati sicuramente molto più interessanti, più soddisfacenti. Ma siccome a nessuno piace darsi da fare, tutti pensano che con la bacchetta magica dell'operatore... Ma lì il problema è che noi continuiamo a dirlo, che questi social, no, che basta entrare, scusate, avete una parolina perché c'è il conto in banca? È una cosa seria. Ma capite che così vi state tirando addosso delle egregore, no? Magari chi vi dà la parolina si sta gonfiando a livello magico la propria egregore e diventa potente, ma voi che continuate a ripetere questa parolina... Ma sicuramente qualche beneficio danno. Per puro caso, però, perché anche allora, il caso esiste una delle varie possibilità che insegnano le scuole ermetiche, certo, è quello di crearsi delle proprie parole di potere. Brava, e qui casca allora, noi possiamo farlo, e qui casca il follower. Noi possiamo farlo tutti, non è che noi siamo da meno di Pippo, Pluto e Topolino. E dei Flintstone, Ecco, cos'è che crea forza? Intanto un'idea chiara di cosa vogliamo ottenere con una determinata parola. Noi ce la possiamo anche inventare. Possiamo farne anche noi di libri con tantissime parole. Vabbè, lascia perdere, non volevo entrare in dei Flintstone, no, io sto parlando dei Flintstone. Sì. Vabbè, mi piacciono i Flintstone, dei fumetti, no? Allora, come funziona? Il meccanismo è semplice, ve lo spiego, così è un'altra perla che potete, come dire, apprendere. Gliela diciamo? Ma sì, dai. Ve la diciamo, via. Non abbiamo peli sulla lingua, magari una scherma, ma peli sulla lingua non ce l'abbiamo, vai. Esiste questo esercizio che potete fare per creare delle vostre parole. Allora, delle parole che devono avere ovviamente uno scopo. Dunque, cominciate col progettare cosa volete influenzare, in che modalità e qual è lo scopo, l'ottenimento che volete avere. Nel momento in cui vi è chiaro questo, dovete cercare una parola con una lingua antica, che è meglio. Ma anche a costo di... ma no, anche inventandola. Certo che se c'è da dire una cosa, se attingete ad una lingua antica, le vibrazioni di questa lingua sono nettamente superiori e più forti rispetto alle vibrazioni di una lingua moderna, che è usata da molto meno tempo. Anche per questo tutta la ritualistica oggi, la ritualistica seria, è ancora tenuta in latino, a volte addirittura in egizio antico. In egizio antico o anche in ebraico, come sembra essere alcuna cabala magica. Dunque, più è antica la lingua e più è stata alimentata da persone prima di noi e dal tempo. Dunque la forza astrale di questa lingua chiaramente è molto più grande e più, come dire... ha un'egregora più forte. Sì, ha più mordente. Sì, no? Chiaro. Certo che se lo fate in dialetto veneto, no? Ha anche la sua forza, però... Questo lo capiamo. Quante volte abbiamo detto che, per esempio, per avere una massima efficacia nella ritualistica bisogna ripeterla più volte? Certo. Perché la reiterazione e la ripetizione rafforza il senso. Dunque immaginate una lingua parlata da millenni come possa essere forte. Qualsiasi parola attinta da quella lingua sicuramente ha la forza nettamente superiore rispetto alla stessa parola nella lingua attuale. Dunque, se noi la traduciamo perde moltissimo, ma non perché quella parola non abbia quella vibrazione, ha lo stesso quella vibrazione, ma ha una forza molto più attenuata, molto più ridotta. Dunque, questo è un primo punto. Se conoscete una lingua antica, che può essere il greco, può essere il latino, può essere l'aramaico, può essere l'ebraico,
usatela. Se non le conoscete, non importa, o ne scegliete una cercandola a casa. Le parole islandesi. Bravo, scusa nero, bravo. Sì, scusa nero usa l'islandese. Le parole anche del linguaggio della lingua delle rune, chi lo sa? Ma sì, anche gli eschimesi. Potete usare, purché sia una lingua che sia stata molto usata, non so quanto l'Islanda fosse diffusa su tutto il mondo, però per esempio il latino per un periodo di tempo era una lingua molto diffusa, molto conosciuta, che a sua volta ha dato origine ad altre lingue, dunque continua ad avere una forza molto grande, importante. E questo è importante. Il primo passo è questo, è più antica e più funziona. Ecco, ricordo che comunque se potete usare lo stesso anche la lingua corrente, non è un problema. Il fatto sarà a voi ripetere, cioè cristallizzare l'idea che quella parola voglia dire quello, e dunque dovete proprio entrare in uno stato di alterazione mentale, o vale a dire che dovete rallentare le onde, le frequenze della vostra mente, continuare, a immaginare il risultato che volete ottenere ripetendo. Come un mantra, il concetto del mantra, insomma. Esatto. E più voi la userete e più quella parola aprirà quelle vibrazioni su di voi e vi condizionerà nella direzione che avete disegnato nella vostra mente. Adesso però faccio un esempio. Ipotizzate che io voglio prendere da voi dell'energia. E voi mi chiedete, guarda, io ho il figlio all'ospedale, io voglio fare soldi, e io faccio una parolina magica che invece voglio che voi mi diate energia, ma senza che voi ve ne accorgete. E voi quando venite nel mio gruppo, no, mi chiedete, senti, Marietto, hai una parolina perché mi fa male il callo del piede sinistro? E il Marietto guarda e dice, porca miseria, stavo aspettando una pila, no? E vedo quel signore lì che mi chiede questa domanda. Vado in un altro gruppo e c'è quell'altro che il callo non ce l'ha sul piede sinistro, ma ce l'ha sul piede destro, no? E io, ma qui è la giornata fortunata, oggi mi arrivano 2 piedi. Allora, se io fossi in uno zoo dove ci sono 1000 piedi, capite che quella parolina magica che ha creato il vostro Marietto, a questo punto diventa qualcosa che, una centrale nucleare che attira energie verso quella parola magica che io vendo, tanto è latino, il 90% delle persone non lo conosce, o anche in aramaico. È chiaro che capite che, voglio dire, io adesso sto parlando delle parole, ma potrebbero essere anche circuiti, quindi capite che, come si suol dire, quando si va in alcuni gruppi, no, e ci sono queste parole che vi vengono date per accendere la luce, insomma, sapete, no, quelle cose sgombrare le strade, trovare il parcheggio, trovare Equitalia che vi scrivi, insomma, quelle cose lì, no? Voi capite che potreste andare anche praticamente a prendere una parolina magica che al posto che in un certo senso... Allora, adesso noi stiamo parlando di parole magiche, ma in realtà noi potremmo estendere lo stesso concetto alle stringhe numeriche. Sì, perché noi diciamo bravo. Mi hai rubato la parola. Fatele voi, dovete imparare a essere indipendenti, così non nutrite nessuno e non date forza vostra a nessuno, e imparate, fate anche un po' di esercizio e soprattutto rafforzate la vostra stessa capacità di creare. Bravi. Noi vi abbiamo spiegato ora come fare una vostra parola di potere, ma qualsiasi parola, in futuro vi insegnerò anche i gesti di potere, come farveli. Per quanto riguarda le stringhe numeriche, ne abbiamo parlato un sacco di volte anche. Abbiamo fatto anche dei video. Video YouTube, cercate per esempio i numeri cosmici. Nel canale di Hildegard Marietto Veneziano, che è gratis. Non solo. E funziona anche se non ci credete. Andate sul sito ilcapitano.altervista.org e cercate appunto l'ebook dei numeri busbi, numeri cosmici. Esatto. Ok, dunque cercate, scaricate, cercate la pillola, imparate a fare da soli le vostre cose, così che rafforzate il vostro stesso potere e intanto... Perché se no, vedete, arriva gente dall'est che ha inventato l'acqua calda, ma i numeri busbi, i cabalisti li usavano 6.000 anni fa. Cioè, signori, non è che dovete far arrivare uno in carrozza, cioè... Sembra quasi che è una Ferrari, invece è un Calessi, capite? Abbiamo già in casa tutto, giusto?
Allora, il problema dell'esoterismo occidentale è che si teneva segretamente nascosto e celato, dunque era gelosamente conservato proprio nelle varie cerchie e tramandato solo all'interno delle scuole iniziatiche misteriche. Dunque arrivano poi a spiegarci cose che noi occidentali sappiamo da millenni. Ma le sappiamo da millenni. Però è tutto nuovo, perché? Perché purtroppo fino a qualche tempo fa la caccia alle streghe ha fatto un tabula rasa. Esatto, considerate che continuiamo ad avere un condizionamento anche religioso per via del fatto che viviamo in una nazione che è sede no, dillo, è sede della Chiesa Cattolica e dunque la sede delle religioni di Stato praticamente, e quindi con la caccia alle streghe hanno tagliato via un po' di conoscenza. Però adesso che noi abbiamo la possibilità di divulgare anche in modo gratuito, però chiaramente qui c'è il numero di telefono per i consulti. Allora, c'è Antonio che fa una domanda, scusate. Sì, scusate. Allora, a proposito della tempistica dei rituali dopo le 9 lunazioni, in caso di mancanza di risultati bisogna continuare per quanto tempo? Chiedi al pendolino. Sì. Pendolino. Chiedi al tuo pendolino, chiedi se devi continuare, se devi insistere, a quel punto lo farai per multipli di 3 o di 9. Sì. Però dovete anche dare il tempo, come ho detto io prima. Esatto. Se non vi correggete andando incontro a una trasformazione interiore che vi porta al di là dei cancelli astrali e delle forze planetarie, allora dovete aspettare che il vostro rituale trovi l'onda giusta, che è data... Ecco perché avete tanti nemici. Ma noi non le mandiamo a dire. Cerchiamo con il nostro contributo, cerchiamo di rendervi autonomi, indipendenti. Certo, queste cose, perché il problema è che poi se sta bene il tuo vicino, stai bene anche tu. Esatto, il mondo quando starà bene, quando staranno tutti bene, certo non punto, che siamo bene solo signore, se a un certo punto ci facciamo invadere dall'est con questi numeri, no? Che uno dice, ma queste qui da dove le ha? Scusate, le ha tirati fuori con il pendolino e i numeri busbi, non è che questo qui è inventato. Allora, lui, da quello che so, ha la capacità di... proprio gli arrivano nella mente, sì, ma è la stessa cosa. Anche all'IBM gli arrivano i numeri nel microchip. Amici, quando si fa un numero è strettamente personale, cioè capite, il cosmo, il numero, se lo dà quel tipo lì, non lo dà un altro molto probabilmente per quel determinato. Chiaro che se per avere un'alimentazione regolata è un discorso, chiaro che se per cercare di togliersi quelle spurie vibrazionali che uno può avere incontro, si può, ma quando uno ha proprio un bisogno specifico, non so, la quinta vertebra che è un po' inclinata e ho bisogno di un numero, non è che si va dal macellario. Praticamente, in poche parole, ogni situazione, ogni cosa è associabile a una sequenza numerica, perché le sequenze numeriche rispondono a delle vibrazioni. Dunque, dal momento che ciascun argomento, qualsiasi settore o ambito della vita ha una vibrazione, è possibile rilevarla con la radiestesia. Dunque potete intercettare, sempre con il quadrante dei numeri cosmici di cui vi abbiamo parlato prima, la vibrazione che corrisponde a una data situazione. Allora, cosa succede? Se io voglio una roba X, che possono essere, cioè se io voglio una cosa che può essere standard per tutti, allora io mi imprimo o in qualche modo mi condiziono con le vibrazioni di quella cosa. Però attenzione, quella cosa poi, che è una sequenza numerica, che è una vibrazione, viene a contatto con la mia, che è diversa dalla sua. Abbiamo tutti una sequenza, dunque il risultato non sarà standard, capite? Dunque il concetto non è partire da una cosa preconfezionata, il concetto è partire dalla propria vibrazione ed estrapolarsi le proprie stringhe che andranno bene solo per noi. Dunque è troppo personale. E poi un'altra cosa, quando si entra in certi campi energetici, bisogna sempre fare l'ovetto colorato e il cerchio di fuoco. Colorato, vabbè, di protezione. Di protezione, io che abbiamo fatto le pile. Blu, dipende dal... Ma perché? Perché quando si entra in un social, poi, cioè, non è che ci sono tutti stinchi di santo, Cioè, dovete capire,
avete sentito, c'è il Saturno lì, il Capricorno lì, quello lì che cioè voi dovete mettervi in conto, non è che andate tutti in una cioè quando voi entrate in un social, cioè non è che bisogna andare là come Alleluia Brothers, no? Giusto? Perché ci sono molti che sono stati derubati, pure stavamo parlando l'altro giorno che molti vengono come agnelli, c'era scritto anche in quel libro, no? 2000 anni fa, che molti vengono come agnelli ma dentro sono lupi, no? Quindi magari c'è gente che anche si propone di aiutarvi, poi quando a un certo punto vedete che vi chiedono dei prezzi che sono un po' fuori dall'ordinario, voi fate una marcia indietro, questi sanno troppe cose di voi, vi ricattano, è già successo, ne sentiamo tutti i giorni e da anni di queste cose qui, quindi capite che bisogna sempre avere un profilo basso, cerchio di fuoco, ovetto colorato, come dice Marietto. A proposito di ovetto colorato, a Pasqua. L'ovetto in base al colore avrà delle vibrazioni differenti e potrà aiutarvi in modalità differenti. Se per esempio siete in calo di energie, immaginatelo rosso. Se avete bisogno di creatività, immaginatelo arancione. Se volete portarvi ottimismo, immaginatelo giallo. Se avete bisogno di recuperare uno stato di salute, immaginatelo verde. Se volete elevarvi spiritualmente, immaginatelo viola. Se volete invece proteggervi e propiziare il percorso spirituale più elevato, immaginatelo dorato. Ok? Io vi sto dando delle idee. Se volete stare sul generico, bianco andrà benissimo, perché contiene tutte le stagioni, bianco, sì. Tutte le stagioni. Dunque, lui ha detto ovetto colorato, io oggi vi ho detto anche quest'altra cosina, insomma, oggi è stato un piatto ricco per i nostri sì, quasi li abbiamo resi obesi, quasi se ci fosse un dietologo direbbe, ma qui insomma si esagera un pochettino, sembra una pasticceria dell'esoterismo. E avremo anche 2 circuiti che il De Garda ha ideato per voi. Questi vanno bene anche se voi non ci credete e non c'è niente, non c'è sotto qualche barbatruffo per proseguono comunque. Vai Hilde, spiegalo bene perché l'ha ideato il De Garda, via. Vado a chiudere le finestre, mentre il De Garda vi dà l'ultimo panettone, io vado a chiudere le finestre e vado a fare un pisciolino. Ma perché lo devi dire ogni volta? Vabbè, prima o dopo mi cade la faccia. Allora, questo circuito prosegue, ecco, vediamo se riesco a trovare l'orientamento più giusto, così sembra buono. Prosegue la sequenza dei circuiti che abbiamo analizzato in questi giorni e che sono, diciamo, studiati per agevolare un percorso di rettificazione, di correzione e perfezionamento. Allora, non lo vedete tanto bene, ve lo avvicino un po', colorato nell'originale fa tutta un'altra figura e vedete che anche questa è una croce. Abbiamo visto come le croci comunque abbiano una loro importanza perché parlano dell'incontro del piano materiale con il piano spirituale. Qui sul piano spirituale questa volta le braccia della croce sono molto più estese, quella inferiore e più lunga. All'interno purtroppo non si vedono i colori, ma lo trovate comunque sul sito e sicuramente lo metteremo sui gruppi, dunque cercatelo, lo troverete a colori e vedrete che anche i colori hanno un loro significato associato agli elementi. Cos'altro? All'interno abbiamo appunto dei simboli che sono di matrice alchemica e che appunto aiutano, diciamo così, spronano a rafforzare il lavoro delle 3 fasi del perfezionamento alchemico, dunque la nigredo, l'albedo e la rubedo. Dunque non solo, inoltre nel disco centrale, che è proprio all'incrocio dei bracci, ci sono tutte le 22 lettere dell'alfabeto ebraico e questo parla dei 22 sentieri cabalistici dell'albero della vita. Dunque anche questo, poi ci sono altri simboli, ci sarebbe da parlare ore solo su questo circuito per via dell'immensità dei simboli che sono contenuti. Ci sono anche dei segni, dei simboli astrologici
che parlano appunto di quali sono le caratteristiche che appunto dobbiamo in qualche modo raddrizzare o che ci influenzano in modo diretto, e sono collegate agli elementi della personalità, perché sappiamo appunto che le forze degli elementi compongono in miscela diversa ciascuna cosa che è presente sul piano della materia. Dunque anche questo è importante. Insomma, è un altro dei circuiti che serve alla correzione e al perfezionamento della nostra anima. Esatto. E l'altro che ho mostrato, è più semplice, ma nello stesso tempo alla fine racchiude tutto, perché noi sappiamo benissimo, è inutile che io stia lì a spiegarvi il Tao o comunque le polarità di questo piano materiale, perché è chiaro che è un discorso che sicuramente avrete già sentito. Sappiamo che non esiste su questo piano, per quanto ci sia una dicotomia fra giusto e sbagliato, bene e male, buono, cattivo, eccetera, però non c'è mai niente su questo piano di veramente solo negativo e di veramente solo positivo. Tutto contiene la matrice dell'altro opposto. Dunque, se voi pensate come la vita porta in sé i germogli della morte e la morte porta in sé i germogli della vita, nel ciclo perpetuo che comunque è raccontato dalla sfera, dal cerchio, no? In qualche modo si inizia a tracciarlo da un punto e per completarlo si torna sul punto. Dunque, cioè sta dicendo che la prima cosa che impariamo quando nasciamo, che dobbiamo? Sì, la prima causa di morte è la nascita. Quindi quando noi nasciamo siamo sicurissimi che cominciamo a morire. Se c'è una cosa è che stiamo già cominciando a morire. Allora, però chi muore sta già cominciando a nascere, dunque è così, è un continuo. Insomma, dopo che ha ascoltato il Marietto, magari a grattacielo, destra e sinistra, dice, ma speriamo che abbia sbagliato il Marietto, che il paradiso cristallo non esiste. Sicuro nasce in forma diversa. Lo diceva anche Dante qualche centinaio di anni fa, no? Dante quando diceva, guardate che se andate giù di sotto c'è un po' di caldo, però voglio dire... a gradi diversi. Poi i cattolici hanno preso subito la palla e hanno inventato l'inferno. Però adesso andiamo avanti, perché la Hilde ci vuole ancora stupire. Vai, Hilde. Ma no, parliamo dei nati del giorno, che è giusto, perché magari c'è qualcuno nato il 3 ottobre che ha piacere di sapere quali sono gli influssi di questo giorno. Abbiamo già visto comunque in che modo le costellazioni di oggi possono influenzare le esperienze del giorno. Anche i nati del giorno ricevono quelle costellazioni. Dunque il 3 ottobre si parla di Scorpione nel suo dominio assoluto. Dunque voi direte, ma non è della bilancia? No, quello è il Sole, è la posizione del Sole ai gradi dello zodiaco, no? Quello è un'altra cosa, cioè è la prospettiva del Sole. Credetegli sulla parola. Mentre qua noi stiamo guardando le costellazioni che sono le stelle fisse nel cielo. Dunque i nati di oggi ricevono un doppio influsso di Scorpione che li rende puri. Dunque chi è nato oggi, pur essendo sia Antonio, sempre le stesse, testimone al centro e l'attivazione col pendolino. Esatto. Allora, dunque, pur essendo col Sole ai gradi della bilancia, chi è nato oggi riceve comunque importanti contributi della costellazione Scorpione. Probabilmente ci rendiamo conto tutti, come pur avendo lo stesso segno, siamo poi tutti molto differenti, e una delle motivazioni è che giornalmente riceviamo comunque da un giorno all'altro degli influssi dalle costellazioni diversi giorno per giorno. Dunque chi nasce oggi può avere un piglio molto militaristico nel suo modo di fare, di essere, perché abbiamo sia Scorpione sia Leone, che sono comunque due costellazioni che spingono ad ambire o ad amare le carriere militari, o comunque ad avere un certo tipo di atteggiamento, a volte anche duro, no? Poi spartani. Ma anche ambizioso, coraggioso, sprezzante a volte della morte, della vita, del pericolo. Dunque
possono essere persone però nello stesso tempo che subiscono forti altalenanze emotive, perché lo Scorpione parla delle lotte che viviamo interiormente per il bene e per il male, tra la luce e le ombre, tra la gioia e la più profonda tristezza. Dunque possono vivere questi sbalzi o comunque queste caratteristiche, essere l'anima della festa e poi molto molto taciturni o introversi. Cosa mitiga un po' questa situazione? Che probabilmente su altri nati, perché ci saranno sicuramente altri giorni dove riceviamo Scorpione sia come contributo del dominio del mese, sia come prima costellazione. Cosa mitiga questo? Intanto è che il Sole si trova ai gradi di Bilancia e dunque c'è molto più equilibrio in questi nati, ma anche Bilancia chiude il quadrato di nascita di queste persone. Dunque la loro talvolta indecisione o il loro ponderare costantemente le cose può comunque attenuare determinate spinte che potrebbero essere problematiche per questi nati. Fermo restando che sono persone molto concrete, molto costruttive, perché abbiamo un bel contributo di costellazioni di terra e che sicuramente hanno dei pregi o comunque dei tratti che li spingono anche a una forte sensualità, però in loro non si esprime fine a se stessa, ma sempre in relazione a un partner che diventa un po' il loro nord. Ad ogni modo devono temere pericoli derivanti dal fuoco perché hanno questo leone in opposizione, non devono inimicarsi persone, come dicevamo prima, nelle previsioni del giorno, dunque persone che possono occupare posti di prestigio perché invece da essi potrebbero trarre beneficio. Che dire, sicuramente sono comunque altalenanti tra momenti di chiusura e momenti di espansività. Questo sia nel vissuto quotidiano, nel loro modo di vivere, di sentire le emozioni, sia per quanto riguarda i periodi, i cicli della vita. Non sono tanto favoriti negli investimenti i nati di oggi, dunque dovrebbero ponderare bene come mettere le forze economiche in gioco, però sicuramente potranno contare o su associazioni sodalizi vantaggiosi oppure su persone che li agevoleranno e li aiuteranno nella vita, ma comunque loro faranno quello che serve per meritarsi questi contributi e questi aiuti. Bene. Penso di aver detto tutto anche sui nati del giorno, almeno le cose più interessanti. Sì. Marietto. Beh, cari amici, allora oggi sapete che se non siamo riusciti a tagliarvi le gambe in questa ora avete ancora un pelo sullo abbiamo cercato stavolo. di dare invece Così, strumenti. oggi alle 16 ci sono dei live. Se non ne avete abbastanza di noi due, ci ritrovate alle 16. Alle 16 con il... Chiaramente cambiamo tema, cambiamo registro. Sì, cambiamo tema, cambiamo registro, parleremo parleremo di voi, delle vostre domande. Risponderemo alle vostre domande. E la domanda deve essere sempre fatta: nome, data di nascita, domanda precisa e chiara. Eventualmente se chiedete per un'altra persona nome e data di nascita della persona. E ricordatevi che se siete collegati a Facebook e non siete iscritti a StreamYard, molto probabilmente noi non riusciremo a vedere le vostre domande. Esatto. Però se vi iscrivete al tubo, ai nostri canali, chiaramente vediamo le domande. Noi vediamo le domande tipo, ad esempio, di Gianfranco, Sara, abbiamo perché visto sono stati perché si sono iscritti a Facebook. No? Cioè hanno autorizzato StreamYard a poter leggere il loro profilo Facebook. Per poter poi scrivere su. Per superare questo inciampo, eventualmente iscrivetevi, e ci fa sempre piacere, iscrivetevi sul nostro canale YouTube. Poi anche per, voglio dire, perché di solito questo video lo vedono
300-400 persone entro la giornata, no? Ricordatevi che se volete un consulto del Degara, qui c'è il numero di telefono, costa 20 euro 45 minuti. È importante questo, perché alcuni poi fanno delle domande in privato, insomma. Certo, chiaramente in privato possiamo approfondire, entrare anche più nel personale, cosa che in pubblico magari non è proprio conveniente. Esatto, e ricordiamoci che quando un'operazione magica viene lanciata, è lanciata. Il tempo ci vorrà, ma viene lanciata e va a centro. Che voi ci mettiate un mese, io ho visto cose dopo 30 anni, quindi alla fine poi quando arrivano, sia nel bene che nel male, ma quando arrivano e poi grazie amici, bene, grazie per amici, la vostra pazienza, soprattutto con Marietto, perché ha una lingua. Infatti lei sotto mi dà dei colpi. No, sto scherzando, dai. È già un combattente. Bene, buon proseguimento. Grazie, cari amici. A presto. A presto. A oggi. A oggi. Ciao. Ciao, cari.